Bentrovate ancora, grazie una volta per averci scelto. Le condizioni diciamo che ci sono tutte per ricominciare questo numero di Seven, perché voi state dall'altra parte, ma avete anche un telecomando in mano, per cui potete scegliere. Questa è l'unica forma di democrazia televisiva ai tempi, quello di poter cambiare, ci auguriamo sempre per il meglio, ma intanto siamo sul 10, questo è Ten, e sul digitale terrestre vi trasmettiamo 24 ore al giorno di informazione e anche di approfondimenti. Dall'altra parte dello specchio c'è Luca Chito, che è il regista, che concordando con la redazione giornalistica ha scelto per noi e per voi i servizi e gli argomenti trattati in questa settimana. Ma cominciamo dal punto, perché comunque io, che sono un modesto pensatore, ho fatto una riflessione rispetto al fatto che 26 anni fa, dopo la fine della Prima Repubblica, arrivava come salvatore, e quindi introducendo un lessico completamente nuovo che è diventato in uso nella lingua italiana, scendere in campo, mettere in campo, mutuato probabilmente dal linguaggio del presidente di una società di calcio, Silvio Berlusconi, diciamo a salvare con i voti degli italiani, o almeno di chi lo ha votato, questa nuova fase della politica italiana, no? La seconda Repubblica, il secondo corso di quello che poi l'Italia sarebbe diventato. Ma arriviamo 26 anni dopo ad oggi, quando ancora una volta è Silvio Berlusconi a salvare e quindi a sparigliare le carte, quando c'era un'opposizione che in blocco era contro chi stava governando, ma aiuta e va in sostegno a Conte sulla quella che è la manovra economica. E questo è un segnale che può sembrare tipo l'invito accolto da parte di Mattarella, quindi alla coesione, quindi allo stare insieme, ma tutt'altro, perché se da una parte sulla piattaforma Rousseau i 5 Stelle mettono addirittura mi fido di, e quindi scelgono chi ha più voti di fiducia da parte degli iscritti su questa piattaforma, c'è diciamo, un triumvirato formato da Di Maio, Renzi e Zingaretti che spinge su Conte, perché vogliono che ci sia un nuovo asset governativo con magari qualcuno delle alte cariche a ricoprire dei ruoli importanti nello stesso governo italiano. Dall'altra poi ovviamente Berlusconi parla con Conte e quindi cerca di sedare anche un po' quello che dovrebbe essere il gioco delle opposizioni, ma all'interno del centrodestra ci sono degli smottamenti, con probabilmente invece un accordo tra Meloni e Salvini. Ma arrivando in Calabria che succede? Succede che siamo fermi al palo, così si dice, perché nonostante tutti quanti gli appelli, i problemi continuano a restare dal punto di vista della sanità, ma abbiamo una nuova notizia. Intanto cambiamo colore, è come se stessimo fermi a un semaforo in attesa di ripartire e quindi diventiamo arancioni, ma oltre a diventare arancioni abbiamo anche il nuovo commissario che ancora una volta è un rappresentante delle istituzioni dal punto di vista della legalità, perché è un prefetto, un ex poliziotto che comunque conosce in parte la Calabria, essendo stato di stanza a Vibo Valentia. Capiremo quello che succederà, intanto le emergenze sono tante, i numeri della pandemia continuano ad essere preoccupanti, ma c'è bisogno di uno scossone per rendere tutto certamente più adeguato ai tempi e in grado di dare le risposte ai calabresi. Partiamo proprio dal primo blocco di servizi, pensando e riflettendo assieme a voi quello che può succedere da zona rossa ad arancione e soprattutto ancora quello che è successo sulla farsa teatrino per i commissari sulla sanità. Due notizie in un colpo solo, la scelta del commissario della sanità e il cambio di colore della regione che da rossa passa ad arancione. Il Consiglio dei Ministri ha dunque deciso, nella riunione iniziata alle 18 con all'ordine del giorno la scelta della guida commissariale del comparto calabrese, è arrivata l'attesa fumata bianca. Sarà Guido Longo, ex prefetto Vibo Valentia, il nuovo commissario della Calabria. Dopo una lunga serie di rifiuti e gaffe clamorose, il caso è arrivato ad una svolta. La Calabria intanto si colora di arancione, un po' a sorpresa, considerati i dati non idilliaci delle ultime settimane e le difficoltà che si stanno affrontando con il reperimento di posti letto nei reparti di malattie infettive, situazione che ha portato addirittura all'allestimento degli ospedali da campo. Ma gli esperti che hanno valutato la curva epidemiologica e gli scenari prossimi futuri nel monitoraggio settimanale evidentemente hanno visto altro. Insieme alla Calabria diventano arancioni anche Piemonte e Lombardia, in Liguria e Sicilia gialle. In zona arancione resta vietato uscire dal proprio comune se non per ragioni di lavoro, istruzione e salute per necessità. Ci si può muovere all'interno del comune liberamente dalle 5 alle 22 senza autocertificazione. Dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco, si può uscire di casa soltanto per comprovate esigenze.
È consigliato il lavoro a distanza quando possibile e si raccomanda fortemente di non invitare a casa propria persone non conviventi. Riaprono i negozi, tutti, senza limitazioni, ovviamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi. Resta per ora lo stop durante le giornate festive e prefestive all'attività dei negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi, delle edicole. Salvo diverse indicazioni dei governatori, nelle zone arancioni gli studenti di seconda e terza media tornano a seguire le lezioni in classe. Nulla cambia per le scuole superiori, rimane attiva la didattica a distanza. Nulla cambia anche per le università, le attività formative e curriculari non si svolgono in presenza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori. Non cambiano le regole per bar e ristoranti, è consentito l'asporto e la consegna a domicilio, no alla consumazione sul posto. Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Dove eravamo rimasti a Cotticelli perché per il resto si è trattato solo di una grande messa in scena tipica della fortunata trasmissione Scherzi a parte, con improbabili personaggi che hanno occupato, alcuni per qualche giorno, altri per poche ore, la scena. Paginone dei giornali, comparsate televisive, fugaci apparizioni nei TG nazionali e locali. Per il resto solo fumo, chiacchiere e fuffa. Dal giorno in cui abbiamo scoperto che il generale fosse a sua insaputa commissario della sanità calabrese, il nulla riempito da veti incrociati, aspettative deluse e autocandidature nemmeno prese in considerazione. In fondo, che vuoi che sia la Calabria, un pezzo di territorio attaccato all'Italia dove succede tanto o nulla, dipende dai punti di vista. I cittadini, noi altri, vorremmo che ci trattassero meglio, che Roma avesse più considerazione e che ascoltasse il nostro grido di dolore, ma evidentemente pesiamo poco, sia dal punto di vista politico che economico. In nessun'altra regione del paese sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Immaginate se ciò fosse accaduto in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, apriti cielo, polemiche, barricate, urla a non finire, ma qui in Calabria non accade niente. Siamo talmente abituati agli sgarbi istituzionali tanto da non farci più caso. La sanità qui da noi va, anzi non va, stenta, arranca e si dimena nel bel mezzo di una pandemia che ci terrorizza tutti. A Roma evidentemente usiamo un termine forte e se ne fregano. Adesso da qua giù qualcuno ha invocato l'intervento del Presidente della Repubblica, ha scritto a Mattarella chiedendo al Capo dello Stato: Presidente, almeno lei non ci lasci soli. Abituati agli sgarbi istituzionali, è così che dice Rosalba Baldino in questo servizio che avete appena visto, e probabilmente, anzi no, certamente è vero, perché siamo così abituati, esatto, questo è il termine giusto, non ci sono altre terminologie per definire ciò che comunque attraversa l'animo di noi calabresi. È come quasi ci fosse una resa incondizionata, ogni tanto ci sono dei sussulti, ma le proteste è come se cadessero nel vuoto, anche perché non siamo supportati adeguatamente da una classe politica che dovrebbe sostenere le proteste dei cittadini, e questo comunque lo sappiamo. Nel frattempo però pare che qualcosa si sia mosso, perché è arrivato in Calabria addirittura il ministro Boccia, e questi sono i prossimi 2 servizi. È iniziata così la protesta a Catanzaro, con la richiesta di dimissioni di tutta la classe politica calabrese, perché dicono ha fallito il sit-in davanti alla sede della cittadella regionale in attesa dell'arrivo del ministro Boccia, organizzato dai tirocinanti, dai precari e da una serie di categorie che si sentono penalizzate. Non dobbiamo avere in mente l'idea che la crisi è per tutti uguale, non siamo tutti sulla stessa barca. Ricordiamo che solo nel 2020, nell'anno del Covid, i miliardari italiani hanno aumentato la loro ricchezza del 31%, e questa è una cosa assurda. Poi il corteo si è spostato lungo la strada d'accesso e si sono vissuti momenti di tensione con le forze dell'ordine. Passato pure per noi, che vogliamo solo legalità, non ce ne frega niente.
Qui ci sono solo parabutti qua dentro. Sto filmando solamente. Stai calmo, intanto stai calmo. Stai calmo. Non mi deve mettere le mani. Stai calmo, abbassa la voce. No, come no? Come no? Avevo usato il manganello, come no? Come no? Come no? Stai calmo. Qui non abbiamo bisogno delle passerelle, non abbiamo bisogno di gesti simbolici, abbiamo bisogno comunque di aiuti concreti, di aiuti semplici, perché comunque per quanto la classe politica regionale, la classe politica locale ha le sue responsabilità ed è inutile, tutto ciò è avvenuto con la connivenza anche della classe politica nazionale, quindi il contentino della vicinanza eccetera che non abbia nulla di concreto non serve. L'arrivo poi del ministro Boccia in elicottero al palazzo dedicato a Iole Santelli e l'inizio della conferenza Stato-Regioni insieme al presidente Spirlì. Boccia ha ribadito la vicinanza e il sostegno del governo nazionale. La Regione Calabria e i calabresi devono sapere che il governo c'è e c'è su tutto, dall'emergenza sanitaria che continueremo ad affrontare insieme e dobbiamo affrontarla per l'emergenza acuta con il sostegno delle forze armate, delle forze dell'ordine e di tutti i volontari che ci stanno aiutando, così come per gli interventi strutturali. La Regione Calabria merita una sanità più forte, molte delle strutture che sono state ridimensionate bisognerà valutare il loro rafforzamento, lo dico senza giri di parole. L'Europa tutta ha preso atto che diritti universali come salute e scuola non potranno mai più essere compressi da vincoli di bilancio. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il capo della protezione civile Angelo Borrelli hanno visitato questa mattina l'ospedale da campo di Cosenza, un segno tangibile e concreto della vicinanza del governo ai difficili problemi in cui versa la sanità calabrese. Lo Stato ha inviato dall'inizio della pandemia 46 milioni di materiali consumabili in Regione Calabria, quasi 43 milioni di mascherine e tanti altri materiali che sono stati distribuiti e sono tuttora in distribuzione. Sono già stati distribuiti 193 ventilatori polmonari per terapie intensive e subintensive e devono diventare tutti posti letto. Questa è una soluzione per l'emergenza assoluta in cui siamo e Cosenza aveva bisogno dell'aiuto dello Stato e era nostro dovere garantirlo. Questo ospedale da campo mette in sicurezza un'intera area. È chiaro, l'ospedale da campo è una necessità per superare questo momento di grande emergenza, ma quello a cui puntiamo è sicuramente la risistemazione dei nostri ospedali. L'ospedale da campo dell'Esercito entrerà in funzione nei prossimi giorni e sarà dotato di tutti i servizi necessari per supportare la città e la provincia in questo difficile momento di emergenza epidemiologica. Siamo calibrati per essere completamente indipendenti. È naturale che stiamo chiedendo alle autorità locali se possono supportarci con ulteriori medici e infermieri per garantire un servizio migliore poi dopo al paziente ricoverato nella struttura campale. Quindi Boccia ci dice che mai più, perché c'è una carta costituzionale che probabilmente qualcuno non ha mai letto o probabilmente qualcuno avrà dimenticato, che sanità e istruzione non devono essere in discussione se si vuole pensare ad una Calabria al passo coi tempi. Questo è quello che ha detto il Ministro e capiremo quello che succederà. Poi ci sono stati ovviamente dei servizi di approfondimento anche relativamente all'ospedale da campo, che è una struttura all'avanguardia, anche se temporanea, dove comunque verranno spesi dei soldi pubblici per il suo allestimento e il suo mantenimento, dove sappiamo che potranno essere processati 150 tamponi al giorno, che sappiamo che quello del processamento dei tamponi è ancora uno dei problemi annosi che resiste non soltanto nella provincia di Cosenza, ma nella provincia di Cosenza, ma che riguarda tutta quanta la Calabria per soprattutto il contact tracing. Ma pensate che invece c'è una sollecitazione che arrivava dalla collega Arcangelo Badolati che dice che nella sanità sono stati stanziati 2 miliardi di euro negli ultimi anni e mai spese per la riconversione e insomma per l'adeguamento delle strutture calabresi.
Mentre gli ospedali sono in affanno per la gestione dell'emergenza Covid, ci sono soldi, tanti soldi, non spesi e destinati proprio alla sanità calabrese. Si parla di circa 2 miliardi che negli anni sono stati stanziati per la realizzazione dei nuovi ospedali in Calabria, rimasti solo sulla carta, per l'adeguamento e il potenziamento dei nosocomi esistenti, per l'ammodernamento tecnologico con fondi destinati all'acquisto di risonanze magnetiche, TAC, angiografi e infine per investimenti in materia di edilizia sanitaria. Ma nonostante le risorse finanziarie disponibili non si è fatto nulla. Perché? Cosa non ha funzionato? Difficile dirlo. Colpa della solita burocrazia? Probabile. Intanto i cittadini aspettano una sanità pubblica in grado di dare risposte immediate. Il paradosso è che mentre ingenti risorse finanziarie aspettano di essere spese, molti soldi vengono versati per le cause perse e per le spese legali delle aziende sanitarie e ospedaliere. La Calabria, secondo uno studio di Demoscopica, è tra le regioni dove è maggiore l'esborso per i contenziosi. Il calcolo è di 5,97 euro di spesa legale per abitante, con un esborso in valore assoluto di 11 milioni e mezzo di euro. E poi parliamo di ospedali da campo. E intanto sentite invece cosa succede sugli ospedali calabresi che sono chiusi, i 2 servizi che seguono. Gli ospedali ci sono, ma non possono accogliere i malati in tempi di pandemia, una vera e propria beffa per i cittadini calabresi. In provincia di Cosenza, strutture sanitarie come quella di Paola, 4 posti di terapia intensiva pronti e inutilizzati, di Acri, ospedale che dal 2018 attacca e risonanza magnetica del valore di 2 milioni e mezzo di euro, macchinari di ultima generazione desolatamente fermi, Lungro con decine di posti letto vuoti, Castrovillari, nosocomio con 4 sale operatorie mai entrate in funzione e un laboratorio d'analisi che potrebbe processare i tamponi ma resta bloccato per mancanza di personale. Ancora Praia Mare, una struttura che dava risposte a paesi di confine tra regioni, ora sembra una cattedrale nel deserto. San Marco Argentano depotenziato dopo aver stanziato 8 milioni di euro non spesi per l'ammodernamento. Trebisacce privato dei suoi 80 posti